Ah, e che macello. Che macello. Qui c'è pure Angelo che è un po' triste. Un poco triste Angelo. Oggi è il primo giorno che Raffaele ha mangiato a scuola, non sappiamo se ha mangiato. Stiamo andando a vedere. Cioè me ne ha portato due croccantini. La verità Angela sta con l'ansia, crede che Raffaele non ha mangiato, perché già a casa non mangia da solo, quindi qua avrebbe dovuto mangiare da solo, mo chissà. Non ti vado, se hai fatto la pappa a scuola? Sì, mamma. Cosa hai mangiato? Il pappa. La pappa. Cosa hai mangiato come pappa? La pasta. Sina. La pastina. Con la salsa. Salsa. Frittati, piselli. Dice arrivederci. Manina, brava, andiamo. Qual è la macchina di papà? Ganda papà. Ecco qua. Allora, da dove iniziamo? Iniziamo da qui. Dall'auto che ho 15 minuti di tempo perché tra poco c'ho una videochiamata di lavoro da fare. Sono cambiate un po' di cose ed è passato un anno, più di un anno da quando ho fatto l'ultimo video di Carolina, riguardava Temptation Island, se andate a vedere nel canale, è un anno pieno. Non ho mai fatto un video nella mia casa nuova con Carolina, cosa che ho sempre fatto nelle altre case che ho avuto. Questa ancora non ve l'ho mostrata nei video di Carolina, magari un giorno sicuramente. E tutto quello che ho fatto in quest'anno mi ha formato, mi ha dato tanto, e so cambiato un bel po' di cose sotto l'aspetto lavorativo, perché effettivamente non vivo più di Carolina, anche se Carolina resta comunque per me sempre un'entrata con video YouTube, soldi che mi arrivano da YouTube, però è un qualcosa di secondario. Quello che è cambiato è che non faccio più spettacoli, quindi da agosto, 23 agosto, ho fatto l'ultimissimo spettacolo dove mi sono esibito, ho spento il telefono delle feste, non faccio più spettacoli per una scelta personale, nemmeno per una questione di non mi piace, anzi fare spettacoli per me era una cosa stimolante, mi faceva stare molto bene. Ho deciso di smettere di fare spettacoli perché non mi piace l'ambiente è un po' così, se fosse tutto quanto mi metto la parrucca e vado lì a fare lo spettacolo va bene, purtroppo intorno gira un ambiente che non mi piace. Ho deciso di farne a meno visto che lo posso fare e l'ho fatto, e quindi da quest'anno inizio anche a non fare spettacoli più di Carolina. Tante persone mi stanno pure contattando dicendo ti voglio per la festa di mia figlia e mio figlio l'anno prossimo. Io sto rifiutando attualmente, quindi posso dire di aver stoppato definitivamente, no? Quella che è la, tra virgolette, la crescita di Carolina, sia con i video e sia con gli spettacoli. Anche se per me non sarà mai uno stop, perché questo video pure che sto facendo è un proseguo, è un'evoluzione di quello che è questo canale e di quello che poi in un futuro sarà, perché magari domani all'improvviso vi ritroverete qualche video di Carolina. Sono dovuto rientrare perché ho una chiamata di lavoro da fare. Vabbè, Tra poco Zoom? sì. Ok. Me l'ha mandato lui su Instagram. Tanto di cappello a tutti e complimenti. Io sono rimasto veramente Carmine a livello di marketing. Carmine è veramente forte perché quando parla ispira veramente fiducia. Finita questa Zoom dovevo un po' muovermi fisicamente perché ha fatto la panzella giù. La panzella non va bene, bisogna fare un po' di esercizio fisico. Quando si comincia a fare palestra dopo che ti sei fermato quasi un mese non va bene. Però tengo la panzella che ha da scendere e io sì che non ingrassavo, io. Mo la già fa però. Qui ho già chiamato stu coso, cago tengo una vita però, stu coso. Per fare riflessioni, poi tengo pure questo, guardate. C'è pure questo, la panca, i pesi e varie cosucce. Questo è il primo giorno, ce l'abbiamo proprio più leggero, però lo dobbiamo fare. La costanza, la disciplina è importante. Adesso vi faccio vedere il frullato che mi faccio sempre. Allora, diciamo che la banana poteva essere un pochino più grande, ma non lo è un po' piccola. Va bene, allora io ci metto banana,
250 ml di latte, metto un misurino di questo, metto i fiocchi d'avena, una manciata, di solito 60 grammi come ci fa stare ripesà, e ci metto una quindicina di mandorle che sono quasi finite e mi frullo tutto quanto. Penso che è solo questo metto. Sta banana, che tanta banana non è affinata, ragazzi. Un poco pure ammacchiata, ma l'hanno ammacchiata, però non fa niente. Ce la mangiamo lo stesso. Tanto ce l'hanno mangiata di banana fragile, la voglio fare. Mettiamo i fiocchi d'avena, io me ne scarico più o meno. Mettiamo un misurino di questo. Ed ecco il mio frullatino, accendiamo il motore. Non so che è successo, ma è finito all'improvviso così. Forse tenevo fame. E ho fatto pure un pochino di trading, che è la cosa che trattiamo da oramai più di un anno. E quello che mi sto cimentando a fare appunto è questo. Offriamo formazione su quest'ambito qua. Ogni pomeriggio seguiamo i ragazzi, facciamo trading insieme, eccetera, eccetera, eccetera. Non voglio farvi una testa di chiacchiere su questo argomento perché può risultare pure complicato da capire, quindi passiamo oltre. A volte mi capita di pensare, no? Un po' a tutto quello che è stato il mio percorso qui sul web, su YouTube. E ne ho fatti proprio assai, ragazzi. Io sono partito con Carolina, poi successivamente tanti di voi sapranno che ho creato pure Carolina Gamer. Quindi dalla comicità mi sono spostato al gaming, ho fatto live su Fortnite, tanti giochi, ci siamo divertiti assai, facevamo live tutti i giorni, tutte le notti, ed è stata un'esperienza incredibile. Quindi poi dalla comicità ho portato avanti pure appunto il gaming, che poi quello è un percorso che si è fermato lì, è durato per un periodo di tempo e poi si è fermato lì, l'ho sospeso. E poi appunto nel 2020-2021 ho iniziato questo qui su quest'altro ambito ed è proprio strano perché non mi sarei immaginato poi di arrivare a fare altro nella mia vita, perché mi ero mentalizzato di essere Carolina, di fare quello e basta. Però è interessante come la vita sia imprevedibile, no? Che io mi ripetevo che dovevo fare Carolina e basta, nel senso, una volta che tu hai la fortuna di diventare tra virgolette famoso, no? Nel senso, e quindi hai la possibilità di guadagnare facendo spettacoli e quant'altro, dici vabbè, sono arrivato, sto a posto. E mentre invece io mi sono rimesso in gioco partendo da zero su un altro ambito, e questa è la cosa più assurda che mi sorprende di me, che poi tuttora lo sto facendo ancora, ragazzi, cioè io mi ci metto ancora in gioco, sto provando a fare cose nuove tuttora, che vanno al di là di questo che faccio, vedete, di grafici di trading e quant'altro. È un qualcosa che fa parte di me, cioè io sono così. Io domani mi ritroverò a fare qualsiasi altra cosa, perché voglio essere uno spirito libero, cioè voglio essere colui che si appassiona alle cose e le porta avanti, al di là del guadagno che ci può essere. Perché oggi viviamo in una società, in un mondo dove quando uno riesce a già faticare, uno pensa a una cosa, quando marai, no? Quale lo stipendio? E quindi si dà importanza a quanti soldi si guadagnano. Io voglio dare importanza a quello che mi va di fare, che è molto diverso ed è molto più bello, perché tu fai una cosa non perché se guadagni, ma fai perché ti piace, lo fa, e quello non ha prezzo, perché quella può essere definita vita, fattore di vivere facendo quello che vuoi fare, non quello che conviene fare. Per questo poi che mi sono distaccato un po' da Carolina e ho fatto anche altro. Poi, tralasciando un fatto importante, io ho trovato, ragazzi, dovete sapere, la parrucca, la prima parrucca di Carolina, la parrucca di 10 anni fa l'ho trovata, ce l'avevo in uno zaino, poi vi faccio un video a parte perché voglio mostrarvi come è ridotta, ragazzi, è ridotta in un modo incredibile, è proprio, non è più una parrucca, è diventata tipo una zoccola morta, ve la devo far vedere. Voglio portare un altro video al riguardo e voglio farvi vedere pure cartelloni, regali che voi mi avete dato quando facevamo i raduni. Parliamo del 2015-2016, c'ho ancora i cartelloni conservati, tutti i regali che mi avete fatto, c'ho una marea di cose e voglio fare un video al riguardo per mostrarvi tutto quanto. Questa mattina devo vedere se nello studio mi hanno messo a corrente. In pratica ho fittato uno studio, perché a casa non si può stare con Raffaele che fa un po' di casino, io ho bisogno dei miei spazi, delle mie cose, e quindi adesso andiamo a vedere un po' se nello studio mi hanno messo sta corrente.
poco ci spero perché è passata una settimana fondamentalmente, e mi dissero entro 15 giorni. Io spero sempre che cosa si fanno prima, ma non è mai così. Poi dopo aver messo la corrente, quindi la luce e quant'altro, devo poi chiamare per far mettere la linea internet, poi mi devo portare tutte le cose, computer, schermi e cose varie. Ed è importante, molto importante questo, perché se no non riesco poi a lavorare in santa pace, ragazzi. Abbiamo bisogno dei nostri momenti a sta noi solo, perché se no non si riesce a fare niente per bene. Almeno io non riesco, perché facendo un lavoro che comunque devo stare al computer e quindi devo stare a casa, ma non va bene. Troppo casino, distrazioni. Io ho preso la scelta di prendere uno studio, nonostante a casa c'è una stanza solo per lo studio, però non si può fare. Sperando che stamattina non mi sa la corrente, che magari mi muovo e porto tutte le cose, metto internet e iniziamo. Queste volte il lavoro che faccio io, quindi quelli che lavorano online, no? Questa nuova tipologia di lavoro non viene vista come un vero e proprio lavoro. Mi ricordo che quando ho iniziato pure a fare video c'era sempre uno sguardo diffidente, sempre uno sguardo a dire ma perché tu fatica? E invece chi c'è dentro sa bene i sacrifici, la fatica che c'è mentale dietro un lavoro del genere, perché solitamente viene vista come fatica solo quella fisica, quella quella mentale non viene proprio percepita, perché effettivamente non si vede, che quando tu vedi a uno che viene da lavorare, spurchi fatica, dici mamma mia, dai, come sta stanca, no? Quando invece lavori solo con la testa, questo non viene visto perché non è evidente e quindi tu sei solo tu. E mi capita spesso di stare molto stanco, però fuori non si percepisce perché uno dice che hai fatto, sei stato vicino al computer, è uguale, non è così, non è proprio così. Quindi uno spazio per me è obbligatorio attualmente, anche perché io faccio pure da autista, si può dire, perché Angela ancora non ha preso la patente, sta facendo le guide ed io devo dividermi tra accompagnare il bimbo a scuola, andare a fare la spesa, a me a due cinese, a me là, a me qua, va più giù creatura a scuola, quindi interrompi quello che stai facendo per andare a scuola a prendere il bambino, dopo il bambino poi andare a fare la visita, poi così, poi c'è venuta tosse, quindi pure là, e capite che non è facile. Cioè io mi occupo anche di tutte le cose che stanno a fare a casa o che si devono fare per la casa, nonostante mentre sto lavorando e sto faticando. Tipo adesso mi ho accompagnato il bimbo a scuola, dovrei ritornare a casa perché non tengo ancora lo studio, e a casa c'è stato cosa fa, se c'è stato da qualche parte, sa dai un attimo. Angela, non essendo automunita per adesso, non ha una patente, ricade un po' tutto l'impegno su di me pure, e questo va ad appesantire un po' tutto il lavoro che faccio e la concentrazione e quant'altro, perché il lavoro fisico, se tu stai nervoso, tu lavoro fisico tu fai sempre, nel senso ti muovere fisicamente, no? È qualcosa di fisico. Quando tu stai stressato psicologicamente, stai triste, stai arrabbiato, e deve venirti un'idea, devi essere ispirato per fare un video comico, mo ci vuole, no? Come fai? Non riesci a fare, non riesci a fare, e quindi è tutto molto diverso, ci sono i pro e i contro. I pro va bene che uno si autogestisce, è felice del lavoro che fa, perché effettivamente può fare quello che vuoi tu, quando vuoi tu, come vuoi tu, sì, però sei tu umasti te stesso e questa cosa è molto impegnativa. Devi decidere tu quando riposarti, devi decidere tu quando non ti devi riposare, quindi è una grossissima responsabilità. Io posso stare fermo per un mese, ok, però mi devo anche imporre di lavorare quando devo lavorare, e a volte è meglio tenere un must perché se sei un must tu di te stesso forse sei molto peggio. Io infatti sono molto peggio con me stesso, perché fatico sempre. Io sono venuto ad abitare qua oramai è un anno, più di un anno che sono venuto qua ad abitare. Devo dire la verità, ragazzi, mi trovo molto bene, molta tranquillità, si sta veramente bene, non c'è sta traffico, mai, si può dire, non ho mai beccato il traffico da un anno a mo', tranne in casi eccezionali, però si vive bene. Un servizio lo fai in un attimo, farmacia, teatro di sangue, l'analisi, un mirco, ospedale, qualsiasi cosa tu fai in un attimo. A spese 18 casse aperte, mentre a Napoli si fanno 18 casse ma una sola aperta,
che gli pur lento. Quindi devo dire la verità, sento di aver fatto una scelta, forse una delle migliori scelte della mia vita, venire qua anche per Raffaele. Di caos ce n'è poco o quasi niente, anche il sabato sera, io esco anche di sabato sera e mi credete che io non vedo caos, non vedo bordelli, macchine, poi qua non esistono motorini, ve lo giuro. Mo io sto registrando, voi ditemi se vedete un motorino che passa, qualcuno che sorpassa o qualche motorino che si invizza a fianco, che ha da passare, vi pressa. Io non l'ho trovato, ragazzi, sta solo la bicicletta, vedete? Non si vedono motorini, non capisco perché, non ci stanno. Boh, sistema a Napoli, che succedeva perché i motorini, se non c'è un motorino della macchina. Ma qui è assurdo, ragazzi, io non mi spiego questa cosa. Dico, perché non ci stanno i motorini? Eppure questo, no? Psicologicamente quando tu porti la macchina non ti stressa, perché i motorini che ti zombano per quello è stressante quando guidi. E invece qua, guardate, ci stanno motorini. Ma anche parcheggiato non lo trovo, quindi boh, è un mistero. Fatemi sapere se voi conoscete la risposta a sta cosa, perché è molto strana. Cosa molto importante, non ci da nessuno, ma ho imparato a mettere pure la cintura quando sto in campo. Quelle mi condizionano, perché io non la mettevo la cintura, ma la macchia chiara, chi è che se la mette? Ma cada bellino, tu dici, ne pare che sei tu che è strano, vedi la gente che ha cintura, cose, ma credo. Approfitto e faccio vedere pure lo studio. Vediamo se annetta la corrente. Niente. Poi faccio vedere lo studio nel frattempo. Questa è l'entrata. C'è questa piccola sala d'attesa. Qui c'è il gesso. Non si vede niente ovviamente perché ci sta la luce. Questa diciamo è l'entrata proprio dello studio. Dove ho trovato già sta scrivania con una seggiola. E già questa scrivania con la sedia. Ovviamente qua io posso alzare nel caso non si vede manco il cazzo e quindi ho queste due scrivanie che poi mi posso sistemare come voglio io, ok? Ma c'è bisogno della corrente perché sennò non posso fare niente. Hanno lasciato queste scrivanie, queste sedie e questi cassettieri qua così e via. E non vedo allora sta accadendo per mi fare cose mie. Mo sapete che faccio? Visto che oramai con Angela e con i bimbo nella macchina si fa sempre un gesso, vado al lavaggio automatico qua, non la lava fuori perché mi fa stare, però dentro mi serve aspirapolvere. Già tranne pochi mulleghelli che ci stanno qui e faccio una pulita velocemente, poi mangiarla perché mo ce vuoi, ma stai già affaticato. In pratica funziona così, io ho questa qui che è ricaricabile, ci metti i soldi alla coppa e poi ci sono questi pisciaturi qua dove io metto questa scheda e posso utilizzare queste cose in base agli euro che poi c'ho sopra, 5-6 euro quindi puliamo un po' le mulleghelle, vedete no? Vedete no? Che si sta cadendo. Vedete no? Guardate che si combina, che scarpe, cosa. Allora ci vuole una pulsata. Oi, hai già fatto? Ya? Dici la verità? Ya? Posso pure lavare in macchina. Vi ho portato un po' nel mio mondo, nella mia giornata, nelle mie giornate, avete visto un po' di tutto ciò che faccio ogni giorno e prossimamente vi mostrerò altre cose. Questo video è già durato pure assai, quindi è meglio che lo stoppiamo qua, però fatemi sapere se vi può interessare vedere altro, tra cui anche qualcosina di Carolina, perché voglio mostrarvi un po' di cose che ho di Carolina, tipo la parrucca di 10 anni fa, regali che mi avete fatto voi e tutte queste cose qua. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questa tipologia di video vi può piacere.